Diciamolo fino in fondo che a certi livelli bisogna cominciare a ipotizzare che ci vogliono cure più intensive. Luca Zaia non usa troppi giri di parole, il sistema fa capire deve cambiare e puntualizza subito a scanso di equivoci, non si parla di riaprire certe strutture che la storia ha bocciato da tempo, ma di dare la possibilità alla sanità e alle istituzioni di poter intervenire con più forza di fronte a certe situazioni. L'orrore di Moriago si poteva evitare? Zaia difende l'ULSS 2 che ha ribadito di aver monitorato la situazione anche dopo che Biscaro aveva deciso di interrompere la terapia ed è qui, sostiene il governatore, che qualcosa deve cambiare, materia per legislatori, non per presidenti di regione. La storia di questa persona che ha così barbaramente ammazzato Elisa Campeol è la storia di una persona che alla quale evidentemente quelle cure non sono state sufficienti. Io vedo una storia di una persona che i sanitari che chiamano a casa, che si informano, hanno firmato anche il consenso per non avere neanche più, diciamo, la visita, quello che è. Insomma, dicevano che il ragazzo stava bene, però evidentemente non stava bene. Una vicenda che continua a scuotere, che accende polemiche e attacchi anche forti. Di corresponsabilità morale dei tagli ai servizi psichiatrici ha parlato Monsignor Ermanno Crestani, presidente dell'Associazione Tutela Salute Mentale. Di Veneto fanalino di coda parla il PD regionale che ha chiesto a Palazzo Balbi i numeri del problema, mettendo sul piatto la cifra dei 54 euro di spesa pro capite per la sanità mentale contro i 78 euro di media nazionale, meglio soltanto della Basilicata. Ma Zaia rigetta subito la polemica, tornando a quell'inciso iniziale. Il problema da risolvere, dice, è di poter intervenire. Sono numeri che non hanno nessun senso spiegati così. Cioè, i 54 euro che mette il Veneto con un sistema sanitario eccellente valgono come 2 volte o 3 volte quelli che mette qualcun altro che ha una sanità inesistente. Ma di cosa stiamo parlando? Ma la devi inserire in un contesto di sanità, perché è inutile che io dica che la Calabria invece di mettere 54 euro ne mette 70 o 80. Ma qual è il livello di sanità della Calabria rispetto a quello del Veneto? Vale la pena mettersi là con la polemica, ma pensate cosa? Che quei familiari pensino che se invece di 54 euro a 60 euro o 70 euro avremmo risolto il problema ma dai, per favore.